Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Apriamo con il commosso addio a Giuseppe Guzzi, il 24enne varesino che nei giorni scorsi è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto nei pressi di casa sua. Molti gli amici che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta oggi a Varese, nella chiesa di Santa Maria a San Fermo, il suo quartiere. Palloncini colorati, moto rombanti, striscioni e fumogeni, con centinaia di persone fuori dalla chiesa, per questo saluto che è stato anche completato da una sgasata da parte degli amici motociclisti che hanno voluto così sottolineare la passione che ha sempre contraddistinto Guzzi. Ora il punto sulla pandemia. I dati odierni diffusi dalla Regione indicano che in Lombardia, a fronte di 47.376 tamponi processati, i nuovi positivi sono 828. Dunque l'indice di contagiosità è praticamente stabile, registra un 1,7% rispetto all'1,8% di ieri. I decessi sono 13. Sono ancora in calo i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi. Nelle terapie intensive meno 10 per un totale di 298 oggi e negli altri reparti meno 96 per un totale di 1566. Per quanto riguarda le province, Milano e la città metropolitana rimane prima con 226 contagi, Varese seconda con 108, Brescia e Bergamo terze con 77. Spostiamoci a Legnano per parlare di Paglio. Nonostante i molti dubbi che saranno dipanati soltanto settimana prossima, continuano le cerimonie di investitura delle varie reggenze. Poco fa è toccato a Sant'Ambrogio. Ce lo racconta Elena Casero. Immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Siamo all'investitura della contrada di Sant'Ambrogio che invece di tenersi il 7 dicembre si tiene proprio oggi, ormai il 22 di maggio. Capitano Remo Bevilacqua, per te cosa significa essere qui oggi in questa giornata? Voi puntate molto sulla vostra ripartenza dalla vostra casa, dalle fondamenta, state lavorando tanto al maniero. Cosa stai pensando in questi giorni? Beh, allora, la prima cosa che mi viene in mente chiaramente è che finalmente, dopo tanto tempo, ci si ritrova anche con le altre contrade, si respira un po' l'aria del Paglio, che effettivamente ci mancava. E adesso in questi giorni speriamo che la cosa vada ancora meglio e ci si possa davvero ritornare un po' sui livelli degli altri anni. Quello che adesso la mia contrada ha di importante, come hai detto tu, è il maniero, perché come penso tutti sappiano abbiamo acquistato una nuova casa che dobbiamo far crescere, costruire e che ci ha tenuto insieme in questi mesi, è stato il live motive di questi mesi per noi, di cui non si poteva parlare di Paglio. La sensazione è quella che sarà così ancora per un po' di tempo, sicuramente ci darà tanto entusiasmo questa cosa perché è gettare le basi per il futuro. E per quanto riguarda il Paglio, che lunedì sera ci sarà una decisione da parte del Comitato Paglio, ritengo che, come ha detto il Sindaco solo 2 giorni fa, è una decisione che va presa tutti insieme. Noi come contrada avevamo espresso un parere diverso che si basava sulla situazione attuale, però giustamente poi bisognerà sentire tutte le realtà e vedere anche che cosa succederà nei prossimi mesi. Se poi sarà che il Paglio si farà il 19 di settembre, ci adegueremo a questa decisione e viva il Paglio! Grande successo oggi per la Apecar di Prealpina che si sposta nei quartieri di Varese per distribuire i giornali laddove non ci sono le edicole. Un servizio aggiuntivo che è piaciuto molto ai cittadini. Vediamo il servizio di Paolo Grosso, immagini di Federico Mari. Chi questa mattina si è trovato a passare dalle piazze Libertà, Motta e Montegrappa, da Casbeno al centro di Varese, ha fatto probabilmente un incontro particolare, quello con una Apecar bianca e blu carica di giornali, un'edicola su 3 ruote. La Apecar edicola, da domani alle 8 e per i prossimi mesi, si muoverà fra queste 3 tappe cittadine come rivendita itinerante, a sostegno dei giornali cartacei, di tutti i giornali, senza distinzioni,
visto che sul bancone saranno proposti i maggiori quotidiani nazionali e locali, i periodici e i magazine, in zone in cui non c'è il servizio. L'iniziativa, sostenuta dal quotidiano La Prealpina, dall'azienda Family Care SRL e da Ghezzi Moto, vuole andare proprio a coprire delle zone scoperte per sostenere la diffusione dei prodotti editoriali, compresi i libri e gli album delle figurine amati da generazioni di ragazzini. Il modello è quello di Capri e delle piccole isole, dove le difficoltà di movimento portano a trasportare i turisti a bordo di questi agili mezzi che si infilano fra le viuzze senza problemi. Tutto questo senza negare l'importanza del mondo digitale, che anzi viene spinto e sostenuto dagli stessi editori come servizio ormai insostituibile per velocità e accessibilità. Al contempo, però, si ribadisce il valore del giornale cartaceo, andando laddove le edicole hanno chiuso, quindi senza creare concorrenza, ma anzi potenziando una presenza che conquisti un nuovo pubblico. Chiudiamo con il calcio. In Serie D la Castellanzese ha avuto un vero e proprio tracollo in trasferta per mano del Sestri Levante, che ha vinto 4-0. Il risultato impedisce ai neroverdi di tornare in vetta e fa sfumare le loro ambizioni di promozione. Domani tocca al Varese, che ospita il Borgosesia. L'obiettivo dei biancorossi è chiudere definitivamente il discorso salvezza. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 19 di domani del notiziario di prealpina.it.